Una passeggiata antifascista lungo il corso centrale di Vicenza per rispondere ai fatti di Macerata e per ribadire che, come scandiscono i partecipanti, non ci deve essere spazio per il fascismo nelle nostre città. Hanno risposto in tanti il venerdì 9 febbraio all'appello lanciato dall'associazione Fornaci Rosse. Circa 1500 persone si sono ritrovate in piazza Castello per sfilare pacificamente. La manifestazione ha visto l'adesione dell'ANPI, della CGIL, dei partiti delle varie anime della sinistra, tra cui PD, Liberi e Uguali e Potere al Popolo, oltre alle associazioni riunite intorno al centro sociale Bocciodromo. Presenti anche il sindaco di Vicenza Achille Variati e alcuni assessori. Anche Pierluigi Bersani, in Veneto per alcune iniziative elettorali, ha voluto portare il suo saluto. Io spero che in Italia ci si ricordi che noi abbiamo già affrontato questi problemi di rigurgiti fascisti, problemi di bombe di strage, problemi di terrorismo. Non dimentichiamoci come li abbiamo affrontati, con due cose: andare in piazze pacifiche e andarci tutti assieme con una larga unità di popolo. Troppo morbido Renzi nel descrivere e nel condannare i fatti di Macerata. Ma sì, non si può dire, non so se è terrorismo, non so se è Grasso l'ha detto chiaro. Quando uno sparacchia per strada è un terrorista di matrice fascista. Punto, cioè mi pare molto evidente. Dilla com'è e amen. Siamo qui in maniera pacifica come sempre con i cittadini, non soltanto i partiti, le associazioni, convintamente qui perché pensiamo che questa città, come tutte le città italiane, appartengono a tutti indistintamente e vogliamo vivere in un paese democratico dove la tutela dei diritti sia garantita per tutti e vogliamo tutelare soprattutto anche chi proviene da altri paesi e quindi mi sembrava giusto essere qui insieme a tante persone che conosco per democraticamente manifestare insieme a loro. È un vento molto pericoloso se guardiamo non solo all'Italia ma anche in Europa, di odio, di razzismi, di discriminazioni, di violenza e quindi io penso che dobbiamo stare molto attenti a ritorni che purtroppo non sono neanche così lontani nella storia italiana e penso che il messaggio che possiamo dare anche stasera ai nostri cittadini è quello di continuare a votare anche in maniera utile, cioè scegliere quelle persone che vogliono rafforzare la democrazia, che vogliono abbattere i muri, che vogliono vivere in un mondo migliore di quello che abbiamo, in un mondo di pace e quindi io spero davvero che questo messaggio possa arrivare stasera anche da questa bella piazza. Sindaco Achille Variati, Vicenza questa sera manda il suo messaggio dopo i fatti di Macerata, tutte le anime del centro-sinistra che sono divise alle urne però qua si ritrovano. È una bella esperienza quella di stasera ed è un'immagine di una città democratica come è Vicenza che sa ritrovare se stessa. Io sono qui sindaco di una città medaglia d'oro per la resistenza e io spero che mai nessun sindaco dopo di me possa dimenticare questo fondamento, diciamo, civico e di democrazia che è appunto la resistenza. La manifestazione, dopo aver percorso Corso Palladio, si è poi conclusa in piazza Matteotti. Attimi di tensione nei momenti conclusivi per un contatto tra alcuni esponenti di estrema destra e frange di manifestanti che hanno obbligato le forze dell'ordine presenti a creare un cordone di sicurezza. Tutto però si è risolto senza ulteriori disordini, con la situazione rientrata nella normalità nel giro di pochi minuti.